Lì c'è tutta la storia professionale. Beh sì, un pezzo importante della vita accademica, non tutta ovviamente, però abbastanza rappresentativa dei Tutte le cose ci mette lì, l'appunto lo fa, sì, mette appunti, i sì. convegni in cui ha partecipato. Convegni, sì, organizzo come relatore oppure che sono invitato, poi ci sono le locandine, questi badge i convegni dove vado a fare relazioni, presentazioni. Il tuo percorso è stato duro? Accademico? Ma sì, l'accademia è un, un luogo in cui bisogna lavorare moltissimo, soprattutto all'inizio, se uno proviene poi da un mondo che non è quello, diciamo, tipicamente accademico o proveniente da un mondo assolutamente diverso, come vengo io, origini completamente distanti dall'accademia, è ovvio che il percorso è un percorso... Cioè diciamo che hai dovuto faticare il doppio, il triplo, che cosa? Ma non ho idea di quanto si è lavorato di doppio tipo. Sicuramente sono uno che lavora molto, che mi piace quello che faccio, lo faccio con estrema, come dire, determinazione e con piacere, perché è un'attività... Ma la politica è una passione? Sì, la politica è sempre stata, diciamo, ha avuto sempre un interesse da quando ero ragazzino, poi ho interrotto per motivi professionali, mi sono dedicato molto di più. Perché facevi prima attività di partito? Quando ero ragazzino sì, ero abbastanza attivo, tra virgolette. Le sezioni di partito? Sezioni di partito. Mai avuto la tessera? Mai tessere, però diciamo ho sempre partecipato all'attivismo, la militanza. La militanza, partecipazione attiva quando ero ragazzino, sì, sì. E poi non hai maturato un po' di delusione o no? Ma tra la delusione e il fatto di fare delle scelte professionali anche che mi hanno tenuto fuori dalla regione per molti anni, e, insomma, mi sono allontanato un po' dai temi regionali. E però la politica, tra virgolette, insomma, per uno che fa economia, che si occupa di sviluppo del territorio, è necessariamente una parte integrante un po' dell'analisi che uno fa. Senti, il denaro che ruolo occupa nella tua vita? Il denaro assolutamente nulla, zero quasi direi. Io ho uno stipendio che non è elevato, non è neanche basso, anzi è relativamente buono, mi consente di fare le mie attività, di avere una vita agiata, non ho alcuna ambizione di natura finanziaria. Se l'avessi avuta avrei fatto altro nella vita probabilmente, perché insomma qualche occasione nel corso di questo percorso lavorativo l'ho avuto, però insomma ho scelto di vivere in Calabria. Per esempio ti volevano in banca, no? Ma sì, all'inizio, però insomma non mi interessa. Io quando ero studente qui all'università decisi al terzo anno di università che volevo fare il professore universitario, quindi da lì in poi ho iniziato il percorso, perché ho incontrato poi delle persone che mi hanno entusiasmato verso questa professione, quindi sono stati dei riferimenti culturali oltre che umani, quindi diciamo, la scelta era da un lato individuale ma molto trainata dalla conoscenza e della vicinanza di alcuni, diciamo, professori che sono stati determinati, in particolare uno, insomma. Devi della riconoscenza a qualcuno? Beh sì, sono assolutamente riconoscente da un punto di vista professionale a una persona che non c'è più, che insomma è stato mio professore, insomma, riconoscente della mia famiglia, penso. Sei commosso parlando di questo professore? Sì. Sei molto legato? Sì, sì. Lui è stato colui il quale ti ha incoraggiato, Ma lui era assolutamente una delle persone più brave che abbia mai conosciuto dal punto di vista scientifico, perché era rigoroso, Giovanni Anania, insomma stiamo parlando di Giovanni Anania, è una persona brillante da un punto di vista scientifico, riconosciuto tale non da me, insomma io sono un operaio dell'economia, ma i riconoscimenti che ha avuto questa persona nel corso della sua vita sono, diciamo, scritti nella storia un po' di alcune sottodiscipline dell'economia, l'economia agraria,
avuto riconoscimenti internazionali, mondiali, insomma, ha partecipato al dibattito mondiale su alcune questioni specifiche dell'economia agraria, ma accanto a questo rigore scientifico e questo interesse anche per la Calabria, era un carisma impressionante di un'umanità assurda che insomma è venuto a mancare improvvisamente nel 2015. Insomma, mi ha lasciato... Sì. Sei un emotivo? Sì. No. Siamo tutti emotivi, o no? Tu pratichi l'Istituto della Riconoscenza? Sì, ogni giorno io sono... Spesse volte, quando ho da fare qualcosa in termini di scelte difficili, insomma, o di scelte importanti, insomma, uno poi pensa alle persone con cui si può, che può insomma, avere come riferimenti, quindi ci sono dei riferimenti e sono assolutamente riconoscente alle persone che sono accanto a me, che insomma, mi aiutano anche nei percorsi che faccio. Sono abbastanza eclettico nelle cose, nel senso che sono abbastanza irrequieto intellettualmente, quindi mi pongo sempre degli obiettivi che poi probabilmente alcuni sono ambiziosi, altri no, però insomma sono uno che lavora molto e fissa delle mete e cerca di raggiungerle, un percorso ideale di crescita, se vuoi. La famiglia quando conta? La famiglia conta moltissimo. Io provengo da una famiglia, mia madre e mio padre avevano un senso della famiglia assurdo, un senso del lavoro, della moralità pazzeschi, mi hanno insomma dato degli insegnamenti assurdi, molto molto importanti in termini come dire, vicinanza con i più deboli, di non belligeranza, di rispetto delle posizioni altrui, di senso del dovere. Insomma, sono cresciuto in una famiglia in cui questi valori erano pregnanti e insomma, ne faccio uso quotidianamente, il senso della legalità, il rispetto delle norme, insomma tutta la mia vita quotidiana, il mio quotidiano è caratterizzato dall'esercizio di questi insegnamenti che provengono da lontano, da una famiglia assolutamente molto normale, però insomma la voglia poi di fare qualcosa, insomma da lì è nata poi anche in giovane età l'idea di stare in Calabria, di vivere in Calabria, di crescere. Prima ci hai riflettuto prima di decidere di tornare in Calabria? Tu hai studiato Io ho studiato qui, poi sono stato a Napoli, poi sono stato insomma qualche anno in Inghilterra, poi ho iniziato a lavorare qui, poi durante l'attività lavorativa ho avuto delle possibilità di stare fuori, ma anche prima, insomma, ho avuto delle offerte quando ero studente di lavorare in banca, però ho rifiutato, banche nazionali ovviamente. Ma ti sei pentito? Assolutamente no, credo di fare un'attività professionale tra le più belle, dinamiche che possano esistere. Senti, sei rigoroso con te stesso? Assolutamente sì, io pretendo molto da me stesso e quindi questa richiesta violenta che faccio quotidianamente con me la esigo dagli altri, quindi diciamo rigore, obiettivi e insomma non mi piacciono le sciatterie in generale, ecco, da parte mia e da parte di nessuno. Sciatterie in senso lato, quindi di qualsiasi genere. Sei un decisionista? Sono un decisionista no, io ho una caratterizzazione che è insomma un po' particolare, nel senso che io non decido subito, insomma, sono un attendista per prendere delle decisioni, aspetto sempre l'ultimo momento per decidere, poi però insomma, mi chiudo nelle mie riflessioni e prendo decisioni, diciamo, decisioni anche pesanti. Ma quando assumi una decisione e poi non torni indietro? Assolutamente no, di solito non mi pento mai delle decisioni che prendo perché sono decisioni molto ponderate. Anche se a distanza di tempo dovessero rivelarsi non buone o... Sì, ma poi uno cambia il percorso, cioè io non credo che il pentimento sia, come dire, un esercizio per dire non lo farei più oppure queste cose similari. Insomma, io credo che
anche delle cose che sono negative, e quindi non generano risultati attesi, uno deve apprendere delle cose. Credo che invece dell'elogio dell'ozio sto facendo un esercizio diverso, che penso che sia importante anche in Calabria, non avere paura dei fallimenti, e quindi l'elogio del fallimento potrebbe essere una buona pratica non solo mia ma anche degli altri, insomma si apprende anche dagli errori, dai fallimenti, no? Lungo il tuo percorso ci sono dei fallimenti? Ma professionali no, penso proprio di no, perché insomma io ho fatto delle scelte di stare qui, di vivere qui. Questa terra mi ha dato veramente molto. L'università dove lavoro è, diciamo, un luogo in cui c'è un dinamismo intellettuale notevole. Ho veramente succhiato molto da questa università e adesso sono in una fase in cui probabilmente, insomma, contribuisco anch'io a lavorare in quella direzione, quindi insomma un circolo vizioso o virtuoso, a seconda dei punti di vista, in cui insomma si apprende camminando, ecco. Poi insomma c'è un contatto con gli studenti, insomma c'è un mondo di intellettuali in cui insomma c'è un contributo forte anche al territorio in termini di, insomma, di determinare la classe dirigente di questa regione. Stiamo lavorando molto come terza missione in senso molto ampio, quindi insomma c'è cioè l'università in un territorio debole come quello della Calabria credo che sia uno dei fari da valorizzare. Credo che la storia di questa università vada in questa direzione. L'agone politico regionale ti ha deluso? No, cioè siamo nei livelli, cioè, esattamente quello che mi aspettavo più o meno. Cioè, mi aspettavo un po' di chiasso, mi aspettavo una bassa propensione al confronto, perché la metrica di quel mondo è una metrica diversa rispetto a quelle che uno potrebbe pensare essere l'ideale per, come dire, scardinare questa regione dal declino. Senti, come nasce questa idea di candidarti sostanzialmente? Ma come lei ben sa, io, diciamo, ci stiamo dando del tu, cioè, ci stiamo dando del tu, mi stai facendo emozionare da una parte e l'altra, quindi insomma nasce dal fatto che io insomma, come tu ben sai, contribuisco al dibattito della politica locale e regionale dalla prospettiva dell'analista economico, però nel momento in cui uno esprime delle valutazioni su delle cose sta esercitando un esercizio politico, fondamentalmente. Sì, ma è che tutti quelli che scrivono, tutti quelli che si interessano, quindi là ho pensato che, diciamo, che è un'attività importantissima che sto facendo, che continuerò a fare, ovviamente quello della divulgazione economica, però non è, diciamo, a un certo punto mi sono reso conto che non era sufficiente, cioè è importantissimo divulgare, cercare un attimo di indirizzare i dibattiti nella giusta direzione. Quindi hai deciso, è un percorso, hai deciso, vabbè, devo fare un altro passaggio, il passaggio aggiuntivo è... E come si fa? Si fa a bussare alla porta di un No, lì come diciamo, ho vagliato, diciamo, la possibilità di come farlo l'anno scorso, per esempio, 2 anni fa, però insomma non ho approfondito molto, era una cosa che avevo in testa, però non era ancora nata come soluzione. Poi c'è stata questa proposta nazionale del Movimento 5 Stelle su spinta dei parlamentari regionali. Cioè ti è arrivato la telefonata? Come è successo? Sì, hanno scaricato il curriculum da internet, aggiornato a luglio 2019, mi hanno chiamato dicendomi che insomma avevano fatto questa scelta, e da lì in poi 2 mesi e mezzo fa... Chi ti ha chiamato? Mi ha chiamato il coordinatore regionale delle elezioni di questo 26 gennaio, delle elezioni che stanno per arrivare, Paolo Parentela, l'onorevole Paolo Parentela, che era rappresentante un po' del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Questa telefonata, ti vuoi candidare con noi? Sì, è stata esattamente così. Abbiamo pensato... vorremmo proporle di valutare l'opportunità. Poi hai incontrato Di Maio, che è successo? Poi ho valutato la cosa per molti giorni, io ero a Napoli che facevo un seminario quando mi è arrivata la chiamata, quindi insomma ho preso tempo per ragionarci. E poi, con chi ne hai parlato?
Ne ho parlato prima con il mio gruppo, ne ho parlato con le persone che stanno a me vicino. Hai qualche amico fidato? Ma sì, ho molte persone su cui faccio leva quando... C'è un amico fidato che conosce praticamente? Ma sì, non solo uno, ce ne sono almeno 4-5, diciamo. Quindi con loro ti sei confrontato? Sì, mi subito? sono confrontato E loro in maniera serrata. Cosa ti hanno detto? Ma di valutare bene la cosa, il momento non è giusto, l'arena della politica regionale è abbastanza, come dire, particolare, valuta bene, insomma, puoi rischiare in termini di reputazione, perché insomma, io invece ho pensato che bisogna sporcarsi le mani e mettere la faccia anche in una situazione non ideale. Poi hai pensato, questa è un'occasione, non mi capiterà più, la colgo? Sì, diciamo che l'idea era quella era ed è quella di dare il proprio contributo in questa campagna elettorale per parlare di temi e cercare un attimo di alzare anche il livello del dibattito. Quindi praticamente avevi già deciso quando l'hai comunicato ai tuoi amici? No, assolutamente no. Il percorso è stato lungo, anche perché durante quel percorso poi ci sono state altre, diciamo, altre tappe di questo. Quindi è stato abbastanza lungo. Il periodo dello scioglimento della riserva, come tu penso possa immaginare e ricordare, è stato sufficientemente lungo. Ho preso tipo una decina di giorni. Che hai fatto in quei 10 giorni? E in quei giorni mi sono confrontato con... Non hai continuato a lavorare? Oh, no, ho lavorato sempre, io ho lavorato fino a 10 giorni fa. E quindi poi che facevi? Pensavi sempre a queste cose? Cercavo un attimo di capire come fare, cosa fare, con chi fare, insomma, soprattutto, perché poi, come tu ben sai, io sono in questo momento candidato alla Regione Calabria per un'alleanza civica trainata dal Movimento 5 Stelle, che è uno dei due, diciamo, partiti del governo nazionale, e in quella fase in cui si è, diciamo, successiva alla telefonata di parentela, c'è stato un paio di tappe sul tentativo di riproporre anche in Calabria l'esperimento dell'Umbria, e quindi di aggregare sul mio nominativo le due forze di governo. Cosa che poi non è avvenuta. Cosa che dopo lunghe negoziazioni, interlocuzioni su scala nazionale non si è... Poi hai incontrato Di Maio, no? Poi ho incontrato Di Maio, sì, ma io, diciamo, ho incontrato Di Maio, ho incontrato altri attori della politica del Movimento 5 Stelle nazionale, con cui ho condiviso un percorso che loro hanno avviato già in passato, nel senso che si sono aperti al civismo, alla società civile più volte, lo hanno ratificato nel corso del 2019, peraltro ci sono dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che non erano attivisti in senso stretto, ma sono diventati tali parlamentari, diciamo, nel corso di una competizione elettorale, ma mi riferisco alle elezioni del 2018. Tu credi nell'amicizia? Ma sì, credo che sia importantissimo, sia uno sì, ovvio. Io credo che il valore dell'amicizia sia una cosa su cui... Ma hai intercettato delusioni rispetto a questa... investire su una persona un rapporto amicale e poi... Fai riferimento a... No, faccio riferimento a nulla. Ma sì, ci sono vabbè, è ovvio che poi, insomma, se uno ha delle aspettative che vengono deluse, possono essere deluse, è ovvio che, diciamo, rimane un po'... Ci rimane un po' così, eh? Ma è normale, credo che capiti a tutti. Ma poi da quel momento in poi... Ma io sono uno che dà fiducia, diciamo... e do sempre la possibilità, la seconda possibilità, quindi sono abbastanza, come dire, aperto, diciamo. Se non avessi fatto il professore universitario, cosa ti sarebbe piaciuto fare? È una bella domanda questa, non lo so sinceramente, non ci ho mai pensato. Sicuramente non mi sarei, come dire, rinchiuso in un ufficio della pubblica amministrazione, sono abbastanza eclettico, non riesco a stare, diciamo, inquadrato nella routine di un'attività del quotidiano che potrebbe essere, come dire, un po' soffocante, ecco. Però voglio dire, in un'ipotetica gerarchia di cose importanti nella tua vita, al primo posto che ci metti? Ma la famiglia e il lavoro, sicuramente.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Hai un hobby? Beh, io sì, ho un sacco di hobby. Quello più frequentato, diciamo? Ma mi piace, in questa fase della mia vita trascorro moltissimo tempo in Sila, cammino, molto spesso cammino anche da solo, insomma abbiamo delle cose fantastiche, diciamo l'isolamento dal mondo, col cellulare chiuso, in luoghi incontaminati è veramente molto belli, è una cosa che rigenera, diciamo. E in uno di questi luoghi, di cui non svelerò, diciamo, la localizzazione e il nome, ho deciso, dopo aver accumulato tutte le informazioni necessarie, di sciogliere la riserva e di accettare questa sfida. Ah, in questo luogo? Sì, in questo luogo, diciamo, che è distante un'oretta da qui. E non ce lo puoi dire? Assolutamente no, un luogo riservato. Dove vai a rifugiarti quando devi assumere decisioni importanti? Sì, è un luogo... È un luogo dell'anima? È un luogo dell'anima, insomma, è un luogo della Sila Cosentina, in cui, diciamo, dopo un percorso di un paio di orette mi fermo, che c'è una panchina e ragiono un attimino su delle cose. Questo è sulla Sila Cosentina. Invece sulla Sila Catanzarese c'è un altro luogo molto carino che è un pino molto grande, che d'agosto c'è dell'ombra fantastica dove non si prende il cellulare e io spesse volte vado lì a liberarmi un attimino. Da solo? Sempre questa attività rigorosamente in solitudine. E poi nel corso della vita ho avuto un sacco di hobby, la lettura ovviamente, vabbè, non sono cose... E leggi saggi, romanzi anche? Ma sì, più che altro saggi, diciamo. Adesso sul comodino c'ho un libro di Gandhi che insomma ogni tanto riprendo, insomma l'ho letto forse 5-6 volte, però è interessante sempre. Ma quelli sono i ferri del mestiere, diciamo, no? No, ma quelle sono letture che, diciamo, non c'entrano nulla con l'economia. Però sono i ferri del mestiere della vita, insomma. Ah sì, sì, sicuramente, sì, sì. Poi ovviamente io, purtroppo per motivi di tempo non faccio poco sport. Quest'anno, in questo momento non sono andato ancora a sciare, nonostante ami questo sport, perché vabbè, gli impegni di questo periodo non me lo consentono, però ci andrò a febbraio. Oppure ci andrò, vediamo se riesco se aprono queste piste di Lorica prima del 26 di gennaio, vorrei fare una capatina che combina sia, diciamo, la presenza tra virgolette politica. Sempre passando dal luogo dell'anima? Sempre passando dal luogo dell'anima, se non c'è molta neve nel luogo dell'anima, perché in questo momento mi sa che c'è neve. Quel luogo Tu sei troppo curioso, non lo saprai mai. Ma quello è, diciamo, il punto. È da quelle parti, diciamo. Ecco. Ma lì accade tutto, diciamo. Lì accadono molte cose, sì. Ci sei andato anche prima in occasioni di scelte precedenti? Sì, ci sono stato un'altra volta, sì, sì. Ma là ci vado sempre, quindi io vado sempre a passeggiare. Poi è capitato che ho deciso di fare delle cose lì, delle scelte, però insomma è un luogo in cui una volta ogni 2 settimane, se non mi vedi in giro, vuol dire che sono da quelle parti, nel weekend. Però ci vai da solo? Là ci vado da solo, rigorosamente da solo, perché sai, ogni tanto uno si deve un attimo, come dire, deve ritrovare se stesso e, diciamo, la montagna aiuta moltissimo in questo. Io amo pure il mare moltissimo, ovviamente, però, diciamo, questa cosa di stare in luoghi che ti piacciono moltissimo e che sono lontani un po' dal rumore della città, insomma, sono molto rigenerativi. Ma la solitudine non ti fa paura? Assolutamente no. Insomma, io sono uno che sta molto con la gente, forse troppo, però ogni tanto bisogna, come dire, ritagliarsi degli spazi propri, no? Per ragionare. E questo è, come di solito si dice, si ricarica le energie. Si ricaricano le energie, sì. Senti, qualche volta se farai il bravo ti porterò non nel luogo dell'anima ma in posti simili. Senti, come la vedi questa regione? Può essere, intanto
è un territorio unico o mantiene ancora queste isole? No, in questi giorni che sto veramente facendo moltissimi chilometri in lungo e in largo da una parte all'altra della regione, ovviamente sto scoprendo una regione con delle specificità che diciamo non conoscevo, nonostante io abbia una particolare attenzione alle dinamiche locali, come ti è noto, però diciamo ci sono delle cose che non conoscevo e che mi stanno sorprendendo, come caratterizzazione diciamo dei luoghi. La sintesi di questo è che finora diciamo, ho percepito che c'è diciamo, molta delusione da parte dei calabresi nei confronti in questo particolare, quindi stiamo facendo un tragitto di natura politica, la delusione nei confronti della politica. C'è molta delusione, la gente è assolutamente disaffezionata, delusa, alcuni non sanno che si vota, quindi c'è addirittura un disinteresse che trova la sintesi nella non informazione e nella non ricerca dell'informazione. Il dato di fatto è che per una serie di motivi, magari di insomma, motivi personali o motivi anche del sistema informativo, c'è molta gente che non sa che si vota. E questo ti fa capire da un lato quanto sia secondo me sbagliato fare questo turno elettorale a gennaio. La gente un po' distratta, è stata distratta insomma ci sono state le vacanze natalizie e quindi d'inverno forse è la prima volta, io non ho una storia, tu sei più attento a queste cose, però di solito si vota tarda primavera. È la prima volta che in Calabria si sperimenta questo. Quindi la gente è molto distratta, per una serie di motivi stiamo facendo molto in termini anche di comunicazione. Senti, tu che rapporto hai con l'arte? Nulla, zero, sono veramente... no, non mi chiedere queste cose. No, non hai proprio nessun tipo di... Sono abbastanza ignorante. Invece, cioè, però l'arte del cinema, sì. No, vabbè, mi piace il cinema, sì, pensavo che tu facessi riferimento ad altre cose. No, a me piace andare al cinema, come no? Sì, volentieri. Poi c'ho una compagna che ama molto il cinema, quindi ama molto il vino, quindi mi sta avvicinando pure lei a queste cose nuove. Che no, io ero ignorante nei vini, adesso invece insomma inizio a essere un po' più intenditore di quanto lo fossi 20 anni fa. Sì. Sì. quindi la contaminazione, no? Quindi... Se tu sei, come dire, quando ti misuri con la delusione, generalmente come reagisci? Allora, se la delusione dipende da comportamenti altrui, la reazione che faccio è cercare di capire perché nasce, da dove nasce il fatto che mi ha deluso, cerco un attimo di razionalizzare per capire. Spesse volte mi arrabbio, però diciamo, nel corso della vita ho avuto un altro insegnamento che è quello di relativizzare tutto. Laddove per relativizzare tutto significa che insomma, a meno di accadimenti stratosferici, insomma, peso le cose per la giusta dimensione che hanno, senza fare troppo estremismo. Quindi lasciano il tempo che trovano gli eventi. Detto in parole diverse, sì. Faccio un esempio per capire, diciamo, che cosa intendo. L'anno scorso ho fatto un incidente, mi hanno fracassato la macchina, una signora. Insomma, in condizioni normali probabilmente mi sarei molto arrabbiato, poi insomma, ho visto che questa signora era molto, come dire, provata dall'evento, aveva la responsabilità piena, insomma l'ho tranquillizzata, diciamo, signora non si preoccupi, non è successo nulla, andiamo avanti. Quindi questa è l'idea, diciamo, ma perché diciamo, quando accadono degli avvenimenti nel corso della propria vita, uno poi insomma, apprende anche da queste brutte cose che succedono
devi apprendere qualcosa. E quello che ho preso da questi accadimenti, molti della mia vita, da un punto di vista familiare, è di relativizzare un po' le cose, insomma. Diciamo, tutto ha un proprio peso, se il peso è poco, perché arrabbiarsi? Senti, il dolore ti segna, sì? Beh, il dolore sì, mi segna, però io sono uno che guarda avanti, insomma, mi segna, insomma, io sono stato attaccato molto a delle persone che non ci sono più, quindi, però diciamo guardo avanti, insomma, forse ci sono nuove vite. Nuove vite. Sai che negli ultimi giorni è successo qualcosa anche di fantastico, quindi guardo sempre in prospettiva. Sì. Bisogna sempre porsi delle mete, no? Perché altrimenti siamo destinati a guardare indietro. Se il passato è brutto, rischiamo... A proposito di passato, c'è un momento bellissimo, straordinario, meraviglioso che ricordi ogni volta che ci pensi? Professionalmente parlando? Anche la vita. Professionalmente parlando, mi ricordo che ero, insomma, a casa un sabato, un venerdì, e ho ricevuto la telefonata che ero entrato all'università e ho gridato per 20 minuti di seguito dalla gioia. E sei andato nel luogo dell'anima. E quindi quello è stato veramente un momento in cui ricordo con piacere. Poi ci sono altri momenti ovviamente personali che non ti dirò mai, che sono ovviamente molto felici. Uno è stato 10 giorni fa. La nascita della figlia. È stato veramente un momento importante, perché unico, anche perché sono stato, diciamo, avevo un attimo di non impegno, ero libero, e quindi ho partecipato attivamente al lieto evento. Ecco. Senti, con la maturità di uno che ha... Sottrai molto tempo in te stesso, perché lo dedichi al lavoro, all'impegno, all'attività. Ma io lavoro moltissimo, tu lo sai, io sono uno che lavora veramente assai, però... I tuoi spazi te li prendi? Sì, i miei spazi me li devo tirare, diciamo, sono molto con la gente, lavoro assai. Cioè, la mia, diciamo, tutti mi sgridano del fatto che non amo perdere tempo. Quindi quando sono nel luogo del lavoro, insomma, cerco di non essere assolutamente distratto, di concentrarmi, perché il tempo è una risorsa scarsa, quindi piuttosto che fare cose inutili preferisco avere dello spazio libero. Sei uno che non ama perdere? No, non è che non amo perdere, io ho mi pongo degli obiettivi, quindi diciamo, cerco sempre di fare delle cose compatibilmente con gli strumenti che ho a disposizione per raggiungere degli obiettivi. Questa campagna elettorale, se vuoi, ha degli obiettivi che sono sia tentare, insomma, di fare il meglio per raggiungere un ottimo risultato, questo da un punto di vista politico. Dal punto di vista personale, che mi sembra che questa intervista vada in questa direzione più che parlare di sistemi, da un punto di vista personale ha due obiettivi. Il primo è capire un attimo come è messa la regione da un punto di vista delle relazioni sociali, istituzionali, politiche, quindi capire qualcosa che non appartiene, diciamo, al mio mondo di provenienza, quindi infilarmi dentro le dinamiche per capire meglio come funziona questa regione, per pensare ad un futuro di questa regione. E questo è un esperimento che sta funzionando moltissimo, perché personalmente sto apprendendo molte cose e penso che tutto questo insegnamento lo tradurrò in un libro che cercherà di dare come dire, il mio punto di vista, della mia esperienza in questa campagna elettorale. Insomma, cercherò un attimo di dare fare una sintesi strutturata di tutte le emozioni. Hai già in mente il titolo? No. Tu sai che i titoli si scrivono alla fine, quindi non mi fare questa domanda. Però, diciamo, l'esperienza politica sta avendo successo, insomma, nonostante le delusioni, diciamo, che io osservo sul fatto, per esempio, che la gente non è informata. Ieri sono stato in alcuni paesini, la gente era abbastanza distratta sulla data delle votazioni,
Quindi questa è una cosa che ti delude, no? Nel senso che tu vai in un luogo dell'entroterra calabrese a fare un evento, trovi un sacco di gente, però vai a prendere il caffè al bar della piazza e parli con i signori, gli anziani, e non sanno che si vota. E questa è una cosa un po', diciamo, che ti lascia... Senti, i tuoi competitor li percepisci come avversari, come nemici? No, nemici no, assolutamente no. Sono degli avversari politici, hanno una storia politica alle spalle, alcuni. Quello che, come dire, mi rattrista di questa campagna elettorale è che loro stanno evitando il confronto proprio sui temi delle proposte politiche che rappresentano. Questo credo che sia un limite culturale che dovremmo superare, perché dal confronto insomma, si apprende sempre qualcosa, e poi nello specifico confronti serrati oggi consentirebbero ai calabresi di capire un po' quali sono le proposte della politica. Senza confronto, cioè, parliamo su noi stessi, insomma, abbastanza sterile come discussione, no? Senti, qual è la tua più grande passione, se ce l'hai una? Non mi dire il lavoro, perché, se voglio dire... La più grande passione è di trascorrere in questa fase della mia vita più tempo possibile con i miei familiari, e poi ogni tanto l'altra cosa che purtroppo non riesco a fare in questi giorni, io mi dedico, insomma, ritaglio delle giornate per andare a sciare, oppure, che ne so, durante l'estate delle giornate in cui non voglio vedere nessuno e sto una giornata intera al mare senza, diciamo, neanche la pausa pranzo, ecco, quindi mare, spiaggia e acqua in solitudine. Sì, queste sono alcune cose strane, però insomma, perché io ho bisogno, ripeto, dato che ho un'attività fortissima di impegni anche mentali, viaggi, nell'ambito lavorativo, insomma, viaggio moltissimo, e durante la settimana sono sotto stress assurdo, però poi ci sono dei momenti in cui devo, come dire, staccare. Quest'estate non ho usato il cellulare per 20 giorni, per esempio, non ho letto i giornali per 20 giorni, quindi se succedeva qualcosa io ero estraneo dal mondo. 20 giorni disconnesso dal mondo, scommessa vinta, perché ovviamente nessuno ci credeva. Abituati a vedermi sempre connesso, ovunque, in televisione, computer, WhatsApp, Facebook, social, Twitter, la scommessa era di stare 3 settimane disconnesso dal mondo, e ho vinto ovviamente, perché era un obiettivo. Benefici? Benefici sì, sono stato veramente tranquillo, in quei 20 giorni mi si è aperto un mondo, perché avevo un sacco di tempo a disposizione per fare altro, senza essere, come dire, disturbato. Ho giocato a tennis, ho nuotato, insomma, ho fatto un sacco di cose, sono stato nei luoghi dell'anima.